Punto e virgola, in collaborazione con Chicco Loco, nuova apertura, snack, bar, vineria. Prossima ristorazione, veranda all'aperto il mattino. Si vede dal buongiorno. Chicco Loco, Li Punti pressi chiesa. Chicco Loco. Bentrovati, sabato un grande appuntamento alle 10 del mattino al Vanni Sanna, una grande manifestazione organizzata dall'ASAC. Noi siamo in compagnia del dottor Pasquale Carta e non solo, per parlare, che è il presidente per l'appunto dell'ASAC, l'Associazione Sarda Amministratori Calcio, per parlare di questa giornata. Buongiorno. Buongiorno a voi, sì, la giornata di sabato 16 aprile è una giornata dedicata alla sport e solidarietà con le scuole. L'iniziativa si chiama Donare per non dimenticare, Trofeo Gianmarco Pinna. È una manifestazione con la quale vogliamo informare, sensibilizzare e raccogliere fondi in favore dell'Associazione Italiana Donatori Organi della sezione comunale di Sassari. Noi siamo anche con il viceprefetto, buongiorno, dottor Meloni. Ma tante manifestazioni dedicate al prossimo. Questo è lo scopo per cui è stata fondata e per cui svolge la sua attività la nostra associazione, come appunto il Presidente ha già sottolineato. Lo scopo è proprio quello di produrre solidarietà, di cercare di instillare nei giovani proprio una cultura della solidarietà. Dobbiamo far crescere cittadini veri, nel vero senso della parola, con tutte quelle appunto doti di civiltà appunto che ci auguriamo che abbiano i cittadini del futuro, e in questo quindi non si può dimenticare l'educazione che dobbiamo dare ai giovani proprio perché possano sempre esprimere appunto questi che sono i grandi valori, che sono poi in fondo i valori del nostro ordinamento, i valori della nostra Costituzione. Ecco, noi cerchiamo di operare proprio su questa linea attraverso lo sport, attraverso manifestazioni che sono piacevoli, simpatiche, quindi possono essere portate appunto a livello di intrattenimento dei ragazzi. Ecco, cerchiamo di portare questo messaggio che è particolarmente importante, e contemporaneamente cerchiamo anche di sostenere appunto le associazioni che operano appunto nel campo, ecco, come in questo caso l'Associazione Donazioni Organi, e cerchiamo di sottolineare quelle che sono state appunto le azioni di valore di quelle persone che proprio per ideali come questi sono morti. Il secondo fine della manifestazione è rendere omaggio all'equipe di trapianti della cardiochirurgia del Brozzu e ai piloti periti nel tragico incidente aereo. Una manifestazione di spettacolo, di sport, ma sicuramente una grande manifestazione. Ci si aspetta un grande pubblico al Vanni Sanna sabato alle 10. Certo, ci aspettiamo una grande partecipazione delle scuole, appunto come diceva lei, Donare per non dimenticare, abbiamo voluto intitolarla anche a Gianmarco Pinna, al quale abbiamo dedicato un trofeo dell'artista dell'Asinara Enrico Mereo, un trofeo che consegneremo alla famiglia Pinna. Pinna era uno dei componenti dell'equipe ed era sassarese. Abbiamo pensato di coinvolgere il mondo della scuola affinché partecipi in massa a questa manifestazione. Devo ringraziare il provveditore agli studi, il professor Francesco Casu, che ha sensibilizzato i dirigenti scolastici, gli stessi dirigenti scolastici che stanno collaborando con gli insegnanti per far sì che ci sia un'adesione massiccia degli studenti. Appuntamento sabato, vi aspettiamo, Vanni Sanna, ore 10, non dovete mancare. Arrivederci. Dal 2 al 30 aprile, Tendao e ore 20, dalle ore 17 in poi, Tendao e ore 20, a Ossi, in Piazzale Sardegna. Punto e virgola, in collaborazione con Habanera Latina, associazione sportiva settore scuola di ballo, corsi, salsa portoricana, bachata, tango argentino, liscio e balli di gruppo. Habanera Latina, in via Mazzini 69, a Sorso. Un ambiente raffinato, piatti gustosissimi, meravigliose pizze, trattoria da Gesuino. la riscoperta dei sapori.
Trattoria da Gesuino, in via Torres 17 a Sassari.